Ciao bellissimi! Oggi per continuare la serie di video sui piccoli viaggi vi porto in un paesino sopra Villa Santina di nome Trava. È una frazione del comune di Lauco, che è tra l'altro uno dei borghi più autentici d'Italia. Ma ho scelto di andare in questa frazione invece che nel comune vero e proprio per due motivi principali. Motivo numero uno è che ci dovevo comunque andare. Motivo numero due, perché su Google, scrivendo Trava, non esce assolutamente nessuna informazione. Le uniche informazioni si trovano nei siti che parlano invece di Lauco in generale. E la cosa interessante è che i monumenti di interesse del comune di Lauco si trovano tutti quanti a Trava. Quindi, come si suol dire, esatto, prendiamo due piccioni con una fava. Pronti via! Oggi ho avuto la fortuna di incontrare proprio Paolo, che è il detentore delle chiavi di tutte le chiesette del paese. Esatto. Quindi facciamo proprio un giro turistico, ci mostra tutto anche all'interno. Benissimo. 50.000 chiavi. Lo so, di solito non parlo né di storia né di religione. E c'è un motivo, perché avendo avuto una educazione cristiana ho visto tante di quelle chiese che ormai mi hanno un po' stufato. Quindi cerco magari di puntare più al lato naturalistico dei luoghi o alle curiosità. Qui però a Trava ci sono tre chiesette molto carine, ma questa in particolare è magica. Adesso vi racconto la storia. La nostra storia è ambientata nel 1600, quando a Trava c'erano già 55 famiglie di abitanti, che a quanto pare, non avendo il santuario, adoravano un pezzo di carta. Per la precisione, adoravano una stampa della Madonna del Carmelo. E a quanto pare, però, questa Madonna concedeva dei miracoli alle persone e per questo è diventata famosa e le persone hanno iniziato a fare dei pellegrinaggi da tutto il Friuli e anche dal Veneto per raggiungerla. C'era così tanta affluenza che hanno potuto richiedere al patriarca di Aquileia di fondare una chiesa, quindi l'attuale santuario. E è diventata famosa in particolare per un miracolo, che è interessante ma anche un po' macabro, e cioè il fatto di resuscitare bambini nati morti. I bambini erano morti per battezzarli e facevano rivivere, li battezzavano e poi morivano e venivano sepolti nel cimitero in giro. E questa era una grandissima magia, perché dal punto di vista pratico è un po' macabro immaginare questi pellegrinaggi di persone che si portavano dietro dei neonati morti. Però dal punto di vista religioso, morire senza il battesimo voleva dire rimanere nel limbo per l'eternità. Invece essere risuscitati giusto il tempo di essere battezzati permetteva anche a questi bambini di andare in paradiso. Ed era una gran figata.
vedi c'è un ingresso qua, che sono per quelli di Trava, il paese qua. Dall'altra parte c'è l'ingresso per quelli di Avaglio che venivano qua. Di che secolo è questa chiesa? 1400. La chiesa è stata restaurata circa due anni fa. Sono stati messi in evidenza quelli che sono rimasti, disegni e scritte e basta. Beh, Paolo, ti ringrazio tanto per le informazioni e il tempo e adesso ti lascio perché Leonilda avrà a mangiare, immagino. Vuoi fare un saluto? No. E questo è quanto. Mi sembra veramente incredibile che tra tutte le persone che potevo incontrare a Trava ho incontrato proprio l'unica persona che aveva le chiavi delle chiese, che alla fine sono l'elemento culturale più importante in un paesino di montagna come questo. Spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato interessante, anche se c'era una connotazione religiosa importante, quindi magari qualcuno può non esserne troppo attratto, però comunque anche la religione in Friuli è legata alla cultura, quindi bene o male qualcosa salta fuori sempre. Adesso vi dirò che non so bene che cosa vi mostrerò nelle prossime settimane, devo ancora decidere, perché questa idea dei piccoli viaggi è stata un po' stroncata dal nuovo decreto, quindi non posso muovermi dal comune, quindi non posso mostrare altri comuni. Quindi non so, magari faremo dei piccolissimi viaggi, vi faccio vedere dei viaggi all'interno dei viaggi. Vedremo. Se avete idee, ovviamente, commentate sotto questo video, che se vi è piaciuto lasciate il like, iscrivetevi al canale, bla 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 bla, ma soprattutto fatelo vedere ad altre persone, fatelo conoscere, condividetelo, ok? Vi saluto, ci vediamo presto, ciao belli! Emilia, come stai? Come stai Emilio? Tutto bene? Abbiamo visto il filmato ieri, vero? Abbiamo visto il filmato, è bellissimo. Bello, eh? Sì, Era bello vedere la cantina, vero? sì, Quello col signore che parlava. sì. Eh, sai dopo cosa è successo? Cosa? Ma lui non te lo dice. Dopo ha dormito lui dove aveva dormito Badoglio, sai? Ha dormito anche lui, perché dopo era stanco. Il signore, sai cosa gli ha fatto? Gli ha fatto una zuppa di funghi. Siccome a Emilio i funghi non piacciono, l'hanno fatto dormire e lì si è messo a dormire anche lui. Dove? Lì dove c'era la cantina, dove ha dormito Badoglio. A te piacciono i funghi? Sì, mi piace il funghi. Sul mio nonno Sergio ha i funghi, lo sai? Buoni, Tutti buoni. buoni, E buoni. a Mattia non gli piace i funghi.